Con le piogge e la chiavica aperta da oramai un anno e mezzo ci sono dei rischi anche per le abitazioni vicine a Valle Grotari, non solo per l'ecosistema che si sta distruggendo. A dichiararlo è Roberto Pizzuti, che è presidente del WWF del Friuli Venezia Giulia, avvicinato dalla nostra Annalisa Anastasi. A distanza di un anno e mezzo torniamo a parlare della chiavica di Marano, perché con queste piogge, il brutto tempo degli ultimi giorni e delle ultime settimane, comunque si sono registrati, lei ha registrato come WWF, dei rischi non solo per gli animali della zona ma anche per le abitazioni. Certamente la chiavica è un sistema di separazione della laguna dall'entroterra e con una paratia si può regolare la quantità d'acqua che entra ed esce. Ecco, il Comune di Marano ha aperto un anno e mezzo fa e la chiavica è rimasta praticamente sempre aperta. A questo punto c'è il grosso rischio che un'alta marea possa far allagare le case, oltre ad aver già provocato il grosso danno di salinizzazione della Valle Grottari, che ha causato già la perdita di numerosi uccelli e si sta anche deteriorando l'habitat progressivamente per la salinizzazione. Lei voleva realizzare, assieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale e alla direzione regionale, un incontro per cercare di trovare soluzioni alternative. È stato fatto? Non sappiamo se l'amministrazione regionale e quella comunale si sono incontrati, certamente ci è stata negata la possibilità di parteciparvi, limitando fortemente le possibilità e le informazioni che si devono scambiare fra enti pubblici e associazioni interessate al territorio. Quindi la nostra preoccupazione è che, nonostante le parole, le indicazioni sì faremo, abbiamo aperto la chiavica per mettere in sicurezza, ci troviamo con questa paratia aperta e nessuno alla fine è riuscito a fare un'operazione semplicissima che si può fare anche da soli, quasi come singoli cittadini. Per un'amministrazione dovrebbe essere ancora più veloce.